Buonasera a tutti quanti, signori. Sera. Per me è sera, per voi sarà pomeriggio, visto che lo pubblico all'1:30. Sta ricrescendo, vedete? Poco, ma sta ricrescendo. Allora, perché l'ho tagliato? Tanto per cominciare. Perché io l'ho spiegato, ma così così. Allora, la volevo tagliare, perché ce n'era bisogno, ne avevo bisogno. Qua sotto stava crescendo male, ed erano tipo 3 anni che non la tagliavo, quindi ne avevo bisogno di farlo. E quindi ho detto, visto che devo stare a casa un mese, tanto vale farlo adesso, no? Sì, cioè guardarmi allo specchio mi fa strano, infatti vedermi adesso lì nel video mi fa stranissimo. Però, cioè in teoria ancora un paio di giorni dovrei avercela, non come prima, cioè in qualche giorno mi dovrebbe arrivare, cioè almeno vedersi. Adesso si nota appena appena. Mi fa strano, un sacco strano. E infatti quelli che hanno visto il video che ho pubblicato oggi, cioè per me è oggi, per voi ieri, se guardate il video giorno per giorno, in tanti mi hanno detto, Jack, ma hai tagliato la barba, eh. Sì, fa un sacco strano, anche a me. E stavo pensando a cosa fare in questi video. Visto che non sono più a Vicenza e quindi sì, probabilmente posso fare cose meno piatte, perché ho più cose qua da poter fare. Vi mostro i miei numerosissimi talenti, uno per giorno. E quest'oggi la chitarra. Non so suonare comunque. Cioè, so qualcosa, poco. So questo. In la gioia. Imparato in terza media, quarta. No, non c'è la quarta. Terza media. Sì, terza media. Se no. Un evergreen che conquista sempre tutti. No, ho sbagliato. Oh yeah. Ta-na-na-na, ta-ta. Non la so. Purtroppo no. Però sì, è un talento che volevo mostrarvi. Volevo far vedere che c'è una chitarra e che non la so suonare. E infatti ho preso la chitarra senza saper suonare. Non è vero, era di mia madre. Però alle medie dovevo suonarla perché non volevo suonare ancora il flauto. E la chitarra stava già in casa. La la si sol. Ah, boh. Questi qua saranno praticamente tutti video brevi. Non so cosa mettervi. Letteralmente. Domani. Cosa faccio domani? Volano le libellule. Vi canto una canzone. Perché non ho altro. Ho proposte? Scrivete nei commenti se lo guardate il video. Se non lo guardate non scrivete nulla. Probabilmente non lo guarderete. Ciao.